Leggiamo insieme due salmi, Salmo 70 e Salmo 71. Gloria al Signore. Faremo una piccola riflessione e dopo pregheremo il Signore. Alleluia. Salmo 70. Dice così: affrettati, o Dio, a liberarmi. O Eterno, affrettati in mio aiuto. Siano confusi e svergognati quelli che cercano l'anima mia, voltino le spalle e siano coperti di ignominia quelli che vogliono il mio male. Indietreggino sotto il peso della loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscano e si rallegrino in te tutti quelli che ti cercano, e quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: Dio è grande. Quanto a me, sono misero e bisognoso. O Dio, affrettati a soccorrermi. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. O Eterno, non tardare. Amen. Salmo 71. In te mi confido, o Eterno, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami, mettimi al sicuro, inchina a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io possa sempre rifugiarmi. Tu hai ordinato che io sia salvato, perché sei la mia rupe e la mia fortezza. O mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento, poiché tu sei la mia speranza, o Signore, o Eterno, la mia fiducia fin dalla mia fanciullezza. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. Sei tu che mi hai tratto dal seno di mia madre. Tu sei continuamente l'oggetto della mia lode. Io sono per molti come un prodigio, ma tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia bocca ripiena della tua lode e celebri ogni giorno la tua gloria. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano, perché i miei nemici sparlano di me e quelli che spiano l'anima mia cospirano assieme dicendo: Dio l'ha abbandonato. Inseguitelo e prendetelo, perché non c'è nessuno che lo liberi. O Dio, non allontanarti da me. Mio Dio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia. Siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male, ma io spererò sempre e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Io mi farò avanti per proclamare i prodigi del Signore, dell'Eterno. Ricorderò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai ammaestrato dalla mia infanzia e io, fino ad oggi, ho annunciato le tue meraviglie. E ora, giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi, finché non abbia fatto conoscere il tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Anche la tua giustizia, o Dio, è eccelsa. Tu hai fatto cose grandi. O Dio, chi è simile a te? Tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita. Amen. E ci farai risalire dagli abissi della terra. Alleluia. Tu accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi. Allora ti celebrerò con il salterio, celebrerò la tua verità, o mio Dio. A te salmeggerò con la cetra, o Santo di Israele. Le mie labbra gioiranno quando salmeggerò a te, e l'anima mia pure, che tu hai riscattata. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché sono stati svergognati, sono stati confusi quelli che cercavano il mio male. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Sono due salmi
di Davide. Sono due salmi legati tra di loro perché chiedono l'aiuto di Dio. Il salmista chiede aiuto a Dio e dice: affrettati, fai presto, Signore, affrettati, o Dio, a liberarmi. Così nel Salmo 71, versetto 12, o Dio, non allontanarti da me, mio Dio, affrettati a soccorrermi. È il primo verso del Salmo 70, affrettati, o Dio, a liberarmi. Quindi affrettati, richiede urgentemente l'aiuto di Dio. Alleluia. Sembra di comprendere che Davide, quando ha scritto questi salmi, era in avanzata età. Tanto che fa riferimento al fatto che Dio lo ha conosciuto sin dal grembo materno e poi fa riferimento adesso nella mia vecchiaia, adesso che sono anziano, avanti con gli anni, non abbandonarmi. Tu mi hai ammaestrato alla mia infanzia e ho raggiunto alla vecchiaia e alla canizia, oh Dio, non abbandonarmi. Alleluia, che bello quando si conosce il Signore, dalla giovinezza, dall'infanzia e poi dopo tanti anni, fino ad oggi, dopo tanti anni, chi è avanti con gli anni, dopo dire più di me, chi è più anziano, adesso anch'io adesso ho 52 anni, posso dire, oh Signore, da tanti anni ti conosco, ti servo. Sei sempre stato fedele. Amen. E viene di cuore dire: Signore, non abbandonarmi ancora. È bello sperimentare la fedeltà di Dio, ma certe circostanze purtroppo le viviamo, circostanze dure, avverse. E Davide aveva molti nemici e il suo regno è stato caratterizzato da tante vittorie, ma tante battaglie anche in seno alla propria famiglia. Alleluia, persino un figlio voleva il suo trono, voleva il trono che apparteneva al papà, al padre. E poi nella corte aveva tanti nemici, tanti che cospiravano contro di lui, ma non hanno mai potuto far nulla, perché Dio lo ha sempre confermato. Alleluia, Dio lo ha sempre guidato, tanto che può dire Davide: in te mi confido eterno, fa che io non sia mai confuso. Gloria a Dio. Vogliamo sperimentare sempre la guida del Signore, perché quando non c'è la guida del Signore, dall'altro lato c'è la confusione, non sappiamo cosa fare, entriamo in panico e facciamo sempre la cosa sbagliata. Ma Davide dice: fa che io non sia mai confuso. In te mi confido, o Eterno. Alleluia. Quelli che mi odiano siano coperti di ignominia, cioè di vergogna. Quelli che vogliono il mio male indietreggino sotto il peso della loro infamia. Quelli che mi deridono. Probabilmente era anziano Davide, non so quanti anni il Signore lo ha portato via, è morto, ma credo che gli ha dato anni di vita. E ormai, magari anziano, c'era chi lo derideva, dimenticando le grandi vittorie che Dio gli ha concesso sul campo. Perché a volte siamo così, gli uomini vedono solo le apparenze e dimenticano. Dio ci dia grazia di non dimenticare mai, e di avere sempre rispetto per i servi più anziani di noi. Dio mi ha dato sempre grazia, veramente, di stimare sempre i servi anziani. E qualcuno anziano che non è più pastore, diciamo attivo, no? Emerito,
quando cerco di onorarlo, non sono più pastore, per me è sempre il pastore, il mio pastore è sempre il mio pastore. Non è più pastore emerito, no? Lasciato da cura, è anziano. L'onore a chi l'onore. Non posso dimenticare l'insegnamento ricevuto, come il Signore lo ha usato. E al tempo di Davide, ormai vecchio, Davide c'era chi lo derideva. E Davide pregava il Signore. Signore, pensaci tu. Alleluia. Gioiscano invece quelli che si rallegrano in te e tutti quelli che ti cercano sinceramente, che vanno alla tua presenza e possano dire Dio è grande. Alleluia. Quanto a me, dice Davide, sono misero e bisognoso, affrettati a soccorrermi. Sentiamo il bisogno impellente del soccorso di Dio. Alleluia. So che non va tutto per il meglio come ci aspettiamo nella nostra vita, ma vogliamo sempre sperare nel Signore, nel suo intervento. Amen. E vogliamo dire senza stancarci, affrettati Signore, io sono qui in attesa. E nel frattempo io confido in te, liberami, mettimi al sicuro. Queste sono le richieste di Davide. Inchina a me il tuo orecchio e salvami, sì, per me una rocca in cui trovo scampo. È bella questa richiesta. Una fortezza dove io possa rifugiarmi. Rifugiamoci nel Signore. A volte è necessario un po' prendere distanze, no? Dagli altri, senza affrontare di petto le persone, le situazioni a noi ostili. Vogliamo rifugiarci nel Signore e nella preghiera vogliamo parlare con Dio, raccontando a Lui ogni cosa, non perché Lui non sappia le cose, ma per trovare rifugio nella sua presenza. Alleluia. In modo particolare nel Salmo 71, al versetto 20, Davide scrive: tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, tu ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. È un'affermazione piena di fede, di fiducia. È vero che a volte sembra che Dio ci abbandoni, no? In mezzo alle difficoltà, ma non è così. Dio non ci abbandona. Quella promessa che Dio ha fatto nella sua parola, dicendo io non ti abbandonerò, è ancora valida ancora per noi. Dio non ci abbandona. A volte ci sono delle difficoltà che Egli permette nella nostra vita affinché impariamo, affinché possiamo ritornare a Lui. Amen. E dopo le difficoltà che viviamo c'è questa ferma fiducia: Signore, tu mi darai di nuovo la vita, non mi lascerai nella sofferenza, mi darai di nuovo la vita, mi farai di nuovo risalire dagli abissi della terra. A volte sembra che cadiamo proprio nell'abisso, giù, spiritualmente parlando, moralmente, umanamente parlando, ma Dio ci dà grazia, ci darà grazia, se non l'ha ancora fatto lo farà, ci farà risalire ancora. Questa è la nostra fiducia, questa deve essere la nostra speranza in Dio. Amen. Alleluia. Io ti celebrerò ancora, amen, con il salterio. Alleluia, celebrerò la tua verità, oh mio Dio, a te salmeggerò con la cetra. Davide non dimentica che sin da fanciullo suonava per il Signore. Lo facevo da fanciullo, ora che è anziano, ancora suonerò per te, Signore. Salmeggerò col salterio, con la cetra, gloria a Dio. A te salmeggerò, ti loderò. E si rivolge a Dio chiamandolo Santo di Israele. Le mie labbra gioiranno quando salmeggerò a te. Ecco, questa deve essere la gioia del credente che loda il Signore. Dobbiamo lodare il Signore con la gioia, salmeggiare, elevare dei canti, dei pensieri in forma di preghiera, stando in comunione con Lui. Alleluia, non parole che dobbiamo inventare facendo riferimento alla nostra capacità poetica.
No. È lo Spirito Santo che ci guida anche nella lode e ti farà trovare delle parole profonde, meravigliose, e sentirai che Dio è lì che sta godendo per la tua lode, e ti sentirai al centro della sua volontà. Gloria al Signore. A te salmeggerò con la cetra, o Santo di Israele. Le mie labbra gioiranno quando salmeggerò a te, l'anima mia pure, che tu hai riscattata. Alleluia. Non dimentichiamo mai che siamo stati riscattati. Eravamo schiavi, ma Gesù ha pagato per noi. Ha fatto un'offerta, un pagamento che non poteva essere rifiutato. Il suo sangue. Alleluia. Non ci ha riscattati con oro, con argento, ma con il suo prezioso sangue. Perciò gioiamo per questo. Apparteniamo non al dittatore, al cattivo, al male, al maligno, al bugiardo, ma apparteniamo al buono, alla bontà, al bene supremo. Amen. Amen. Al liberatore. Gloria a Dio, colui che ci fa sentire importanti per Lui. Questo è il nostro Signore. E ancora Davide dice: la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché quelli che mi hanno trattato male, mi hanno odiato, sono stati svergognati, tu li hai confusi. Gloria a Dio. Prende sempre le difese dei suoi servi, Signore. Alleluia. Quindi vogliamo non temere, vogliamo confidare sempre nel Signore, confidare nel suo amore per noi. Alleluia. E come Davide, passano gli anni, vogliamo ricordarci che non siamo più giovani, ma lo stesso Dio che abbiamo conosciuto in gioventù, lo stesso Dio che anche nella nostra vecchiaia si dimostrerà ancora fedele. Amen. E ancora si userà per noi, di noi, si userà di noi per la sua gloria. Alleluia. È bello sapere quando i fratelli non più attivi, tra virgolette, nel campo del Signore, che hanno servito il Signore per tanti anni, si sentono sempre attivi comunque, perché non si può dimenticare che Dio ci ha chiamati a servirlo e non esiste una pensione INPS spirituale. Dio non ci manda mai in pensione, ma anche nella nostra vecchiaia il Signore può usarsi per la sua gloria. Amen. È un incoraggiamento a noi tutti. Amen. Alleluia. Per i giovani e per chi è meno giovane, per chi è avanti con gli anni, Dio è fedele. Lo stesso Dio che abbiamo conosciuto dalla nostra fanciullezza, lo stesso Dio ancora rimane fedele nella vecchiaia. Nella nostra vita possiamo raccontare tante e tante difficoltà superate, grazie a Dio. È vero? Amen. Il Signore ci ha aiutati sempre, lo farà ancora. Alleluia. Ci sono i momenti delle difficoltà, Davide ne ha vissuti tanti momenti di difficoltà, ma ha continuato a rivolgere la sua vita verso quell'Iddio che lo ha unto sin da fanciullo. Alleluia. Riconosce di essere stato messo lì come re di Israele perché Dio lo ha voluto. Alleluia. E davanti alla presenza di Dio lui si riconosce sempre misero e bisognoso, un re. Versetto 5 del Salmo 70 dice: quanto a me sono misero e bisognoso. Gloria a Dio. Tutti noi vogliamo essere miseri e bisognosi della grazia di Dio, della sua presenza. Dio, ho bisogno di te. Alleluia. Nonostante gli anni, l'esperienza di anni di fede, Signore, io ho bisogno di te. Nonostante tanti anni di fede, Signore, insegnami ancora. Voglio imparare. Alleluia. Nonostante chissà cosa abbiamo ottenuto nel nostro servizio, vogliamo sempre dire: Signore, grazie a te.
perché sei stato tu ad operare. Gloria a Dio. Affrettati, oh Dio, a liberarmi. O Eterno, affrettati in mio aiuto. Alleluia. Dio sia lodato. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.